a tutti i nostri ascoltatori diamo un grande saluto. Abbiamo due ospiti molto speciali di questa terra. Ci troviamo in Veneto, località Campagnari, in provincia di Vicenza, comune di Tezze sul Brenta. Due ragazzi di tanti anni fa. Uno si chiama il signor Mario, noi lo chiamiamo Mario, che viene dall'Australia. Il cognome Ganassin, famiglie ovviamente diffuse in tutto il mondo, questi cognomi così importanti, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione. Siamo nell'emigrazione del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale. E l'altro è il signor Matteo Campagnaro, che anche lui viene da Campagnari, ma si è trasferito anche lui negli anni 50 in Canada, invece nel Canada, Ontario, la zona che lui mi ha detto aver conosciuto per motivi di scelta. Però diamo a loro la parola, diamo a loro la parola, prima di tutto chiedendo a Mario a che età ha deciso di trasferirsi addirittura di continente, di passare dall'Europa, e cioè dall'Italia, all'Australia. A che età è accaduta questa scelta? A 14 anni avevo quando sono partito, 14 anni e quasi 60 anni che sono là. Ispirata questa scelta da che cosa o da chi? Qualcuno, Sì. Fratelli maggiori che hanno detto dai Mario andiamo in Australia? A quei tempi, dopo la guerra, le cose erano un po' tristi qua e il fratello Giovanni, che era il più vecchio, era partito 3 anni prima di noi, seguito da un altro fratello e poi io e un altro fratello 3 settimane dopo, quindi siamo arrivati quasi tutti assieme. Interessante. Viaggio via? Siamo andati con una vecchia nave che era l'ultimo viaggio che faceva, si chiamava Toscanelli. Partiti da Trieste il 1° di dicembre del 1955 e arrivati in Australia l'11 di gennaio del 1956. In quale porto siete sbarcati? Siamo sbarcati a Sydney, che sarebbe il nostro locale, stato del New South Wales. Vuol dire Nuovo Galles, se traduco. Sì. New Wales. Allora, la zona dove siete arrivati a dormire la prima sera che siete arrivati in Australia? La prima sera che abbiamo passato là era a Port Kembla, che sarebbe un porto dove il fratello più vecchio lavorava come si dice, nelle navi, scaricava le navi. Bracciante. Bracciante, bravo. Bello. Tante cose io non cerco di fare il possibile, no? Perfetto. Allora adesso passiamo la palla per un istante di presentazione a Matteo. Matteo Campagnaro, sempre anche lui, partito invece a quanti anni? A 18 anni. Per il Canada, la zona abbiamo detto l'Ontario. Sì. Ma la scelta sua? La scelta c'avevo un zio là e qui era che si cominciava, non si cominciava, era fatica, sentivo che là c'era un bel po' di lavoro e ho deciso di andare a vedere, non per rimanere, che poi ci sono rimasto, ma per esplorare un po' e vedere se c'era opportunità. Al signor Matteo, che è partito a 18 anni, chiedo, ma non avevi in dialetto, non te avevi un'amorosa qua che te gatta? Ce n'erano tante, però neanche una col chiodo piantato. Ho capito, allora un po' libero. Nessuna appena al chiodo. Nessuna dunque, è dunque libero di partire anche per il Canada. Sì. Grazie Matteo. Allora innanzitutto tornando a Mario, il viaggio in nave, un ragazzo di 14 anni, ma cos'è che pensava in quel lungo, perché è stato lungo immagino? 41 giorni. 41 giorni. Che cosa pensava un ragazzo italiano, veneto, nel 1955 a 14 anni che cambia la sua vita in maniera così radicale decidendo di andare in Australia? Guardi, una cosa che non mi dimenticherò mai fino a che vivo è quando siamo partiti da qua, il povero padre mi ha detto: figlio, questa mano lava l'altra.
andare all'estero è un po' dura, perché ci sta, come si dice? È un'esperienza. E insomma, il più grande ricordo del giro che abbiamo fatto in nave era il giorno di Natale. Wow. C'era un prete là che faceva la messa e noi c'era un piemontese che l'abbiamo messo in nome Caruso, che aveva una voce che era tremenda. A quei tempi ero bravo anch'io, si cantava sempre assieme, però questo prete ci ha sentito e alla fine di messa mi ha chiesto se potevamo cantare l'Ave Maria assieme. E questo era un gigante, perché io mi ricordo, ero piccolino, lo guardavo così. Quando ci siamo messi a cantare, e c'era un cielo, tutti che piangevano. Bellissimo È ricordo. meraviglia. Per cui è stato un viaggio comunque bello per le conoscenze che si sono fatte anche lì sulla nave, La compagnia che si fa una nave così, perché tutti eravamo là per la stessa, cioè tutti emigranti. in cerca della fortuna, chi andava di qua, chi andava di là. Ogni sera si cantava, ogni tanto la nave si fermava perché c'erano le ruote spaccate, che era vecchia. Era un vecchio battiscafo? Allora. Sì, la Toscanelli si chiamava, era l'ultimo viaggio che faceva. Mamma mia, incredibile. Eh. Perfetto, e adesso Matteo, la prima immagine che lei ha avuto dell'America, perché quella è l'America del Nord, la nave oppure lei? La nave, ho viaggiato con la Leonardo da Vinci. Australia. Era una nave abbastanza lussuosa, importante. abbastanza distinta. Sì. E anche noi, c'era un prete di Trento, un sacerdote, che lui ci veniva a scovare tutte le mattine per andare alla messa presto. Era un sacerdote giovane e poi era quello che teneva l'allegria perché Nostalgia. no, eravamo un gruppo di giovani, di gioventù, 21, 22, 18, a me mi chiamavano i giovani. C'era un signore toscano che si chiamava Angelo che mi chiamava il giovani. E quella traversata è stata bella come quella di Sì, Mario? ma noi abbiamo attraversato in 7 notti e 8 giorni. Solo? Sì. L'impressione che mi ha chiesto è che quando siamo arrivati per New York prima, e quando siamo passati davanti alla Statua della Libertà, c'erano questi grattacieli là, cioè, tutto sembrava così alto, così. Poi quando siamo arrivati in Canada non li vedevo questi grattacieli. Allora ci ho chiesto a qualcuno dove sono e mi hanno detto qui non siamo mica Non siamo a Manhattan. in America, qui siamo in Canada. Qui si lavora. Un po' differente di Campagnari, eh? Sì. Beh, ma insomma una bella cittadina si chiama la capitale del nickel. E la città si La chiama? città si chiama Sudbury. E al momento c'erano circa 20.000 italiani quando sono arrivato io nella città. La città fa un 200.000 e c'erano il 10% era di popolazione italiana, emigranti italiani. E anche per quanto riguarda la presenza degli italiani in Australia non si scherza, perché l'ultimo censimento, mi pare, se non ho letto male, quasi 200.000 persone di nativi italiani, cioè gente che ha scelto di vivere in Australia, cittadini australiani, però nati in Italia, e poi discendenti più di 800.000. Per cui c'è una presenza italiana molto importante in Australia, su circa 23 milioni di abitanti. E adesso veniamo alla seconda batteria di domande. Un ragazzo di 14 anni arriva in Australia, non c'era l'obbligo di continuare gli studi lì, ha cominciato subito a fare un'attività lavorativa, signor Mario? Il motivo che ero andato era perché andavo come studente. Ah, vedi. Però le cose non sono riuscite così. 2 giorni dopo che sono arrivato ho cominciato l'apprendistato di pittura. No, come Michelangelo. No. Qual tipo di pittura dunque?
si pitturava barche, si pitturava di tutto. Tutto, quello che c'era da pitturare. E quando sei in boccia, come dicono Sì, qua, sì, sì. dovevi fare i peggio lavori, cucinare il tè alle 9 perché loro bevono il tè. Preparare il tè. Preparare il tè a mezzogiorno e alle 9. Alle 9 Pulire i pennelli e fare tutta quanta roba che... E questo per quanto tempo? Per quanti anni? 3 anni. 3 anni di apprendistato. 3 anni di apprendistato. Mentre per il signor Matteo l'inizio cos'è stato? Scuola, lavoro, cos'è stato? Sono arrivato là e sono arrivato di martedì e ho fatto 3 giorni e 2 notti in treno per arrivare su questa città. E al giovedì pomeriggio mio zio mi ha portato in giro a farmi vedere un po' qua e là e prima di tornare a casa la sera mi ha trovato un lavoro. Che lunedì mattina sono partito e sono andato a lavorare. E che tipo di lavoro era? Sono andato a lavorare per una piccola compagnia che faceva ringhiere, lo chiamano ornamental work, facevano porte e ringhiere di ferro, ma erano in 3 operai. Ho capito, Una piccola azienda. Sì. E ho lavorato là 5-6 mesi finché mi sono imparato la lingua. In 5-6 mesi? Sì, ho imparato a sballottare. Che intelligente che sei. A sballottare, a capirmi e anche chiedere. Scusa se ti correggo. Chiedere quello che volevo, quello che pretendevo. Certo. E poi sono andato con una compagnia grande. E questa compagnia grande? È una compagnia di sindacati che si chiama Boilermaker, che si fa boiler, caldaie a alta pressione sull'industria pesante e ho lavorato con loro per 42 anni. Per cui stabilmente in questa azienda. Sì, ho finito con loro. Per cui la grande esperienza fatta a contatto dunque col metallo, con meccanismi di pressione. E con tutto quello che continuava a diventare sempre più Importante. più tutte le scoperte nuove, la tecnologia che continuava a camminare, come le centrali atomiche e dopo tutti questi tipi di agitatori su cartiere, su raffinerie del petrolio. Ho lavorato sotto in miniera a 3600 piedi, che sarebbe pari a 1 chilometro e 200 metri. Sempre per questi macchinari speciali? Sì, e anche ho lavorato, il mio lavoro più alto è stato a 400 metri di altezza, su dei camminoni. Incredibile. E dal punto di vista della pelle, voi siete veneti di origine e qua siamo in una zona temperata. Quando il signor Mario è andato in Canada ha sentito che probabilmente il clima forse era un po' diverso, ma soprattutto l'avrà sentito Matteo, perché l'inverno in Canada non si scherza, no? La neve è abbondante da quelle parti. Sì. Dal punto di vista fisico, come vi siete trovati? Chi di voi vuole parlare per primo, non c'è problema. Fisicamente, col clima. Il clima in Australia, dove siamo noi, nel stato nel stato del New South Wales, è un bel clima perché siamo vicini al mare. Il mare è 1,5 chilometri da casa mia, o i miei fratelli che siamo tutti là vicino. E non fa freddo e non fa tanto caldo perché abbiamo sempre il vento che viene dal mare. Però ci sono tanti posti che fa tanto caldo e dei posti che fa tanta neve pure. Anche? Non avrei mai pensato in Australia. Sì, per la neve. Mentre io sono arrivato là il 14 di settembre, eravamo già cominciato l'inverno e là ho visto il primo freddo della mia vita, che abbiamo cominciato a scendere, che allora i gradi erano Fahrenheit. Sì, vero. E abbiamo cominciato ad andare, perché a 30 gradi sopra zero Fahrenheit
comincia a gelare e si scendeva fino a 20-25 sotto zero e ho cominciato a capire cos'è veramente il freddo, però i vestiti, le cose che si adattano, tutti adatti e anche siamo come le mucche, se stanno fuori fanno il pelo lungo, sì, è vero, è vero. e se sono al sole hanno il pelo corto. Come si dice, ci si adatta, ci si adatta. Ma dal punto di vista proprio della percezione, quando è inverno in Canada, per uno che è nato invece in una zona temperata, si ha la percezione che l'inverno finisca, ad esempio, o sono inverni lunghi che fanno fatica a far vedere la primavera? Comunque c'è tanta gente che praticamente al giorno di oggi penso che sia anche più la televisione che vede questo inverno che non finisce mai e diventa depressa e cerca delle medicine per tirarsi su. per uscire da queste cose, però Forse non è così perché il Canada offre tante cose d'inverno che qualcuno pagherebbe non so che cosa per poterle praticare, come andare a pesce sopra il ghiaccio, oppure c'è un'opportunità di essere dentro in casa tua, andare sul portico, metterti in sci e cominciare a sciare da dentro la casa tua senza muoverti. C'è a chi ci piace pattinare sul ghiaccio, basta andare sul lago, tengono sempre queste piazze pulite per i cosi. Poi ci sono tutte queste motoslitte, c'è il carnevale sul ghiaccio, ci sono tantissime possibilità. Tantissime cose. D'altra parte stiamo parlando di due territori immensi. L'Australia è un continente addirittura, il Canada non è più piccolo pure perché è enorme, anche quello dal punto di vista dell'estensione. Come si sentiva un ragazzo di 18, 20, 24 anni in Canada ormai non più solo emigrato o immigrante, ma quasi canadese all'inizio e poi piano piano lei ha la cittadinanza canadese, Ecco, per cui com'è stato il vostro entrare in quel nuovo tipo di società, nei vostri ricordi? C'è stato Difficoltà. una difficoltà, però anche nello stesso tempo una facilità, perché il Canada aveva bisogno di gente per lavorare e volevano gioventù, non volevano anziani, non volevano gente che se ne andava in pensione dopo 10 anni, volevano gente giovane, non ci interessava l'educazione, che grado di educazione avevano, perché loro ti insegnavano cosa fare, ti mandavano a scuola se avevi le capacità, oppure ti insegnavano con la teoria sui lavori e ti facevano loro quello che volevano di te, ti facevano diventare loro, se avevi volontà. Se non avevi la volontà ti sbarcavano subito, dopo ti arrangiavi. Ti facevano tornare in Italia? Non neanche tornare in Italia, ma ti lasciavano che ti arrangiassi. Non ti valorizzavano. Cambiare posto. Mentre Mario ha detto anche delle difficoltà. Difficoltà ne ricordi una in particolare oppure? Non mi dimenticherò mai quando avevo cominciato a fare il pittore. C'erano due triestini che lavoravano insieme a me, e due australiani. I triestini stavano pitturando il soffitto di questa casa e il capo, che era australiano, mi ha detto che io vado a pitturare il pensato, che sarebbe roba di ferro antico là. Però prima da pitturare dovevo col bruschetto a tirare via tutto il ruggine perché era vicino al mare. Era lunga che non avevo più la fine, ho detto ma io sarò qua 6 anni qua a fare questo lavoro. Però un po' alla volta pulita. Erano le tipiche difficoltà degli adolescenti che incominciano a far fatica. È una fatica importante a volte. Questi sono gli inizi, per cui il vostro inserimento in Canada e rispettivamente in Australia, alla fine siete diventati uno australiano e l'altro un canadese. Per noi che non conosciamo, diciamo, queste società, per noi tra virgolette italiani che siamo sempre stati in Italia,
È giusto definire una persona italo-canadese, ad esempio il signor Matteo, italo-australiano il signor Mario, oppure voi questa doppia appartenenza, no? Italia per quanto riguarda la nascita, poi invece tutto il resto della vita vissuto in quella nuova nazione, non ha mai costituito un problema e di conseguenza voi vi sentite pienamente canadese uno e pienamente australiano l'altro. Come vi sentivate da giovani nel dover diventare anche un'altra persona dal punto di vista della nazionalità? Se avete un ricordo di questo aspetto, che oggi è molto importante qua in Italia, perché noi abbiamo molti immigrati e dicono sti giovani che loro si sentono italiani, anche se vengono dal Marocco, dal Bangladesh, dal Burkina Faso. Come vi sentivate voi, avendo un'età così giovane ancora, tra i 20 e i 25-30 anni? Vi sentivate pienamente canadese, l'uno, pienamente australiano, l'altro, oppure c'era questa doppia appartenenza ancora importante, italo-canadese, Matteo, italo-australiano? Posso rispondere io prima? Sì. Dalla mia parte sono un italo-canadese, però se gioca l'Italia e il Canada io tifo Italia. Interessante questo. 50 anni ho vissuto 3/4 della mia vita in Canada, però questa è la mia terra. Sì. Questo è un nido. Questo è, qui sono nato e... Qui ci sono i miei antenati. Sì, e sarò sempre italiano finché muoio. Sì, interessantissima questa risposta. Però vedo i miei figli che sono nati là, E loro sono a casa. che loro si sentono, Pienamente. si dicono italiani, Sì. però sono canadesi. Io li sento con l'odore. Li sento canadesi. Mario è la stessa cosa? È uguale. Qua, siamo nati qua, questa è la nostra terra paterna. Ormai dopo 60 anni la mia casa è là, però il pensiero è qua. Interessante. E Possiamo... qua che mangiavamo quinta e sughero perché non c'era altro da mangiare. Aspetta che parlo. Ricordi di infanzia sono sempre importanti. Adesso ci abbiamo, Sì, fate bene. pane. Questo è il vino del Piave e quella è soppressa. Salute. Prosit. E dopo mi unirò a voi. Una domanda importante, perché mi è stata chiesta, suggerita dunque da un amico. Ma la cosa più bella che vi è capitato di conoscere o di incontrare o di capire rispettivamente in Canada e poi in Australia? La cosa più bella di questi 50 anni, secondo il signor Matteo? La cosa più bella è stata che automaticamente quando ho visto che ho cominciato a lavorare e diventare indipendente da me stesso, che mi sentivo maturo, mi sentivo, specialmente quando ho messo in piedi i miei 4 muri della mia casa, che ho formato la mia famiglia, mi sentivo orgoglioso di quello. E poi mi sentivo contento di questa nazione che come si può definire una matrigna, Certo. che mi ha dato tutto questo amore di Una seconda madre. sì, e facilità di poter vivere senza chiedere troppo, però. Sì. Senza chiedere troppo, ma darmi più dell'onesto. Caspita. Infatti ho sentito sempre parlare anch'io del Canada con questa generosità di opportunità offerte a coloro che andavano per lavorare tanti anni fa. E la stessa cosa vale per l'Australia? Sì. La cosa più bella che ti è capitato di incontrare, di conoscere o di sperimentare in questi quanti 50 e passa? Se vuole una personale, quando ho conosciuto il mio bello amico. Cos'è, italiana o australiana? Era australiana. Ah, australiana. Una cosa che non mi dicono mai quando che 4 fratelli abbiamo cominciato a lavorare assieme, che è continuato per 27 anni. Ha formato una compagnia. Una compagnia, abbiamo fatto tanti di quei lavori. Nel settore, compagnia nel settore di che tipo di lavori facevate? Il cemento. Ah, il cemento. Cemento, armatura, ferro, Certo. case, quello che arrivava, facevamo tutto.
Per cui avete fatto anche un certo successo economico. Sì, ancora adesso i miei figli continuano. Continuano nel settore. Sì, Bello. non è da quelle parti. È importante. È conosciuto. Bello, è importante questo. Non solo che era da noi, Sì. dal Stato del New South Wales abbiamo lavorato da tutte le parti. Tutti gli angoli. Eh. Affascinante. Per cui, come vedo, le cose più importanti sono anche quelle più normali e più vere della vita. Uno, diceva Matteo, è vedere che un giovane riesce a realizzarsi, a stabilire addirittura i muri della sua casa, la sua famiglia, la realizzazione di un sogno, potremmo dire, no? Sì. Che lì era possibile realizzarlo. La stessa cosa per Mario in Australia, dove addirittura se uno vuole fare dell'impresa, riusciva in quell'epoca a crearla in maniera familiare. Era un'impresa familiare o un'impresa partecipata anche da altri? No, La familiare. vostra Familiare, familiare? poteva avere degli operai anche. Degli operai. Ma quanti operai avete avuto? Anche 31. Ah, mica uno scherzo. Bello, interessante. Adesso una domanda di carattere proprio tradizionale, vorrei quasi dire. Qui il Veneto è noto, come altre regioni, per altre tradizioni, è noto anche per le sue tradizioni che si stanno purtroppo smarrendo. Magari qui a Campagnari resistono di più, perché qui a Campagnari la gente si è organizzata da parecchio tempo in maniera tale da riuscire a stare insieme in certe occasioni, in certi momenti di festa, eccetera, fino a diventare addirittura famosa in tutto il mondo, non so se lo sapete, per il Guinness dei primati riguardo la scopa della Befana. È diventata famosa in tutto il mondo. Io che leggo i giornali di tutto il mondo ho trovato Campagnari in tutti i giornali del mondo per questa notizia, che in sé è semplice, però è importante perché dice che la gente ama ancora qui, tipico del Veneto di un tempo, stare insieme, vivere insieme, condividere i momenti di gioia. Quando invece siete arrivati nelle rispettive terre, Canada e Australia, le tradizioni lì che avete conosciuto, che avete visto, c'erano, non c'erano, vi siete inseriti facilmente oppure siete rimasti un pochettino appartati all'inizio per conto vostro? Com'è stato l'impatto con la vita normale della società tradizionale? Canadese l'una, dell'Ontario, anche se sappiamo le distinzioni, no? Francese, Quebec, inglese, British Columbia, Ontario, penso, immagino. E poi invece il Nuovo Galles, non so pronunciarlo bene, in inglese, ecco, del Sud Australia. Com'è stato questo vostro contatto con la vita tradizionale delle genti del luogo? Vado io prima. Sì. Praticamente noi veneti e noi italiani abbiamo tanta festa nel sangue, nel cuore, tanta allegria. Siamo gente che si associa facilmente. Siamo forse una razza che si sposa con tutte le razze del mondo, senza distinzioni di colore ci piace mangiare e bere, ci piace cantare e tutti ci invidiano. Noi abbiamo continuato le nostre tradizioni, sono gli altri che si sono attaccati alle ruote nostre per fare quello che facciamo noi. Avete parlato bene, signor Matteo. Venezia, way of life. Venezia way of life. Bellissimo, bellissimo questo. Stessa cosa per l'Australia? Sì, perché là noi abbiamo dei club, abbiamo il Veneti Club, ci sta Club Vicentini, ci mettiamo assieme, facciamo delle belle feste, andiamo col bus a fare il picnic e poi Puente Salado e quello... no, stiamo uniti e ci facciamo compagnia. Molto questo. Delle volte diventa anche dure, giornate lunghe, però ormai insomma siamo veneti, no? Fa parte del gioco. Specialmente quelli di Campagnari. Certe volte cominciavamo al venerdì sera e finivamo il lunedì mattina e dopo si andava a lavorare. Adesso veniamo a un'ulteriore batteria di domande che potrebbero interessare soprattutto i ragazzi adolescenti, diciamo dai 12 ai 18 anni grosso modo. Ecco, concretamente voi siete stati giovani in quel periodo in nazioni che non sono
non erano perlomeno uguali all'Italia dal punto di vista della possibilità di lavoro, e qui ce n'era molto, molto meno, anche se poi negli anni 60 qualcosa ha cominciato a cambiare anche per l'Italia, fine anni 50 forse, nel Piemonte immagino più che nel Veneto, ecco. Noi abbiamo conosciuto qua in Italia l'emigrazione interna dal sud Italia verso il Piemonte, Lombardia, Liguria e anche in parte probabilmente Trentino. E vi chiedo, i giovani che voi ricordate, avete avuto la possibilità di farvi degli amici che fossero rispettivamente canadesi e rispettivamente australiani nati in Australia, cioè non discendenti di italiani, non discendenti di italiani in Canada, ma persone che fossero di quella terra per antica tradizione. Avevate degli amici, ad esempio Matteo, avevi degli amici canadesi che fossero canadesi? In 42 anni di lavoro, io ho lavorato forse con 20 italiani solamente in 42 anni. C'è ancora un amico mio siciliano, un palermitano, che anche lui è in pensione, che continuiamo di essere amici, continuiamo la nostra friendship, sì. Però ho sempre lavorato con canadesi, e se non erano proprio canadesi, europei, tedeschi, francesi, svizzeri, jugoslavi, spagnoli. E tra questi sei riuscito ad avere degli amici? Sì, e grandi amici, forse vorrei dire fratelli, io fratelli non ne ho avuto, sì che posso dire fratelli. Gente che ancora oggi una telefonata, se me ne vado là, dormo, mangio, bevo a casa di loro, passiamo le nostre giornate assieme raccontandosi i nostri passati assieme e guai. La gente è brava in tutto il mondo, basta essere bravi. Questo sarebbe un bel messaggio per le nuove generazioni. La gente è brava se tu sei bravo, se ti comporti come una persona onesta. Io sono andato a lavorare negli Stati Uniti e credevo una cosa, e quando sono arrivato là mi hanno trattato come un re. Sono andato a lavorare nel Quebec, mi hanno trattato da re. Non posso dire niente. Dove sono andato mi hanno sempre trattato bene. Scusa, con due mostacci come i show, perché no? Si fa rispettare, vero? E invece Mario ha fatto degli amici là che fossero non italiani di origine, ad esempio. Essendo giovane come ero, Sì, giovanissimo. mi sono messo a fare salvagente assieme a loro. Cosa vuol dire? Quello Lifesaver. Sì. Poi ho cominciato a fare un po' di tutto, lotta libera, pugilatore. Sport dunque? Sì, è spaccato diverse volte. E ho fatto tanti bravi, buoni amici. Sì. Tanti sono brava gente, rispettosi, di compagnia, cose incredibili. Un fatto che vi ricordiate, un fatterello per ciascuno però, riguardo a queste amicizie, potete sceglierne uno, un fatto che vi ricordate molto bene, vissuto con un vostro amico, e poi lo raccontiamo ai nostri ascoltatori. Lo sport. Lo sport interessa molto. Magari un fatto riguardante lo sport, mentre Matteo si concentra e pensa a un fatto riguardante l'amicizia vissuta in Canada. Posso io? Sì, Mario. Questo è buono. L'allenatore, quando andavo a imparare a fare il pugile. Il pugile che livello? Parlo welter? No, sono arrivato a un livello che andavo solo per imparare, per proteggere. Più di Amci. Così. E c'era un aborigeno. Un aborigeno? Un aborigeno, nero, era più grande di me. E l'allenatore ha detto: andate e non state farvi male. E insomma, sbagliatamente mi ha messo un po' di sangue nel naso. E quando ho visto sangue sono diventato come un toro. Allora l'ho messo nell'angolo e poi
e mi hanno fermato. E quanti anni avevi presso poco? 17. Ostretta. 17. E dopo abbiamo cambiato lavoro da pittore del Rinascimento e per la fine del sport. E quello lo sport si è concluso. Purtroppo. Comunque sei stato sul ring, insomma. E questo aborigeno, ti ricordi il nome, no? Impossibile. Sì. Sì? Blackie. Alla fine era molto spaventata, nonostante fosse bravo. No. Amici come prima. Sì, mi ha detto che ci dispiaceva. Dispiaceva di averti E noi ci hanno dato 4-5 di più. È bellissimo un fatterello. Mentre in Canada un fatterello riguardante l'amicizia. Qualcosa che ti... Amicizie ce n'ho così tante che è difficile raccogliere una. Non so, ad esempio che quella volta si è rotta, Caccia. bucata la gomma della moto, oppure che qualcosa è successo in barca. No, posso dire questo con gli amici andando a Funghi. È successo che il mio amico che mi portò a Funghi si è perso. Si è perso nel bosco, allora io ho chiamato come qualcosa il numero di telefono di emergenza. Di emergenza, è venuta la polizia, poi è venuta la polizia con i cani per andare in cerca e dopo lui era a casa. Sei sicuro che non era? È successo che se n'è andato fuori dal bosco, ha camminato, è andato fuori da un altro lato e ha visto che era troppo lungo tornare indietro per dove era uscito. Quando ha visto dove era, ha messo fuori il dito e qualcuno l'ha portato a casa. E voi spaventati a morte che non No, ma io sono stato quello che si è spaventato un po' più dell'altro. Sì, perché allora adesso lo chiamo il fugitive. Il fugitive. Il Lì in Canada colpisce all'occhio chi guarda la televisione l'immensità delle foreste, cose incredibili che si vedono in televisione, la riproduzione dei salmoni, parlo della parte diciamo del Pacifico. Ma ce l'abbiamo là vicino anche a noi. Anche voi, sì, su tutti i fiumi loro salgono dai grandi laghi, dal lago Superiore, dal lago Huron, dal lago, salgono i nostri fiumi e scoprono le uova poi muoiono. Esatto, la domanda, la potenza di questa natura che si esprime in maniera così magnifica ti ha dato quale impressione durante la tua vita? Perché noi in Italia abbiamo tanti posti belli, però l'imponenza della natura che si manifesta ad esempio in uno stato come il Brasile, piuttosto che in Africa, piuttosto che in Canada, in Australia, la natura è qualcosa che ha dell'immenso in quelle... C'è qualcosa del suo. Ecco, esatto, che sensazione vi ha dato se siete stati a conoscenza di questi luoghi? È una cosa che certe volte quando sei da solo, specialmente al mattino, quando vado a caccia del cervo o dell'alce, che sono solo, che è buio in mezzo al bosco, poi quando viene il giorno vorrei che i miei occhi fossero negli occhi dei miei amici per poter vedere quello che sto guardando, perché è così meraviglioso per poter consentire a loro di vedere con i tuoi occhi quello che sto guardando io, perché è così indescrivibile che neanche se avessi una telecamera riusciresti a raccontare. Sì, perché ci vorrebbero anche almeno per sentire quei piccoli suoni che vengono anche dal terreno, dai piccoli topi, da quei chipmunk, quei roditori piccolini e poi corvi, poi quei tipi di uccelli che fanno quei suoni, come in Australia, che sono stato in Australia, che è una cosa meravigliosa. Qui è una cosa una magnificenza di natura che si... E sentire l'acqua che sbatte con i castori dentro che sbattono la coda perché sanno che tu sei presente. Domanda tecnica, tu hai detto che sei anche stato o sei un cacciatore, ma non hai paura di andare da solo in mezzo a questa immensità? Il cacciatore di solito... Quando c'hai un fucile di quelli in mano non c'hai paura di niente. Gli animali vedono che c'è mortaggi scappano. Risposta basta da sola. E invece Mario, contatto con la natura australiana, l'Australia è un paese magico, anche molto misterioso per certi aspetti, perché diversamente dal Canada che ha tantissimi alberi, l'Australia come la vediamo noi in televisione sembra molto, molto desertica, molto brulla, c'è sempre questa specie di bush,
foresta, a volte anche, diciamo, però prevale l'aspetto del deserto, questa immensità di spazi dove vivono o vivevano gli aborigeni che adesso forse non vivono più nelle zone desertiche. Ecco, tu hai avuto modo di conoscere questa natura in qualche occasione, magari durante le vacanze, durante qualche periodo? La mia passione è quella della pesca. Ah, la pesca. Avevo una barca per quasi 30 anni. Mi andavo fuori al mare, andavo nei laghi, andavo a sciare, quella è la mia passione. A caccia non sono crudele come il mio socio qua, perché c'ero là nei campi là io e ci dovevo mangiare per si uccidere. Anche ai dingo? Anche ai dingo? Ah no, i canguri ci sparo per aria per scappare perché mangiano troppo. E i dingo sono dei cani, mi dicono, E i dingo sono i cani selvatici. selvatici. Quelli sono anche pericolosi forse. Ma non ci sono noi sono Ah, non sono lì, sono nel deserto. sono più forse. all'interno del deserto. Zone interne. Però da solo non sei mai stato, come è successo a Matteo, in mezzo alla natura australiana? Ti è mai capitato di essere da solo? Mi è successo una volta, siccome faccio un po' di contadino anch'io, là, Sì, c'ho sì. un po' di terra, mi sono perso nella foresta, col trattore di notte. Thanks man. Che tipo di foresta era? Di pini. Ah, Un grande, Matteo l'ha visto anche lui, 19.500 ettari Mamma mia. di pini, sì, grandissima. e quando uno si perde là dentro cosa succede? Giri e torni sempre nella stessa strada. Ma se finisce la benzina? Fortunatamente ero nel trattore e mio cognato mi ha trovato, perché la moglie aveva cominciato a essere agitata. Era le 11 di sera però, e in mezzo a questi grandi pini là di notte con due piccole luci. Un'esperienza che non si vuole ripetere. Oh sì, quello non mi dimenticherò mai. E quanti canguri che c'erano pure. Ma è molto facile a perdersi. Era sì, quell'immensità, vero? No, ma è così, bisogna sapere un po' anche che bisogna sapere quando si va nel bosco da dove gira il sole, le piante, l'umidità della pianta che è sempre al nord, Sì, se sapersi cominci a orientare. camminare sempre in una direzione perché se no continui a girare intorno e giri sempre intorno a te stesso. Sapersi orientare. Scusi, le posso offrire una scodella di vino? Dopo io devo restare lucido per le domande, perché non è facilissimo. Un'altra batteria di domande, perché è molto interessante questa intervista. Allora, voi siete arrivati, poi adesso siamo adulti, perché voi siete diventati adulti, non siete rimasti ragazzi e giovani, e siete diventati membri di società che sono una la società canadese dell'Ontario e un'altra la società del Nuovo Galles, New South Wales. del sud dell'Australia. Ecco, come descrivereste a noi italiani il tipo di società in cui siete oggi inseriti? Come la descrivereste? Cioè con grandi conflitti sociali oppure con una grande possibilità di ingresso anche per stranieri, perché tanti ragazzi vogliono trasferirsi adesso in Australia, dato che in Italia non c'è grande opportunità di lavoro in questo momento. Qualcuno anche mi ha chiesto, ma in Canada com'è possibile entrare? Ecco, ci sarebbe il desiderio di incominciare una nuova vita in queste nazioni che voi conoscete bene. Che tipo di società è quella, ad esempio, canadese nell'Ontario, nello stato che tu conosci? Allora, c'è tanta opportunità e c'è ancora tempo di sorridere in Canada per la gioventù. Però bisogna capire una cosa, che si deve essere preparati a far tutto, dal manovale all'ingegnere. Avendo un titolo di studio non si può aspettare quella via magari si trova per la strada, ma si deve cominciare a fare il tutto. Con grande disponibilità. Con grande disponibilità. Qualsiasi tipo di professione. Questa è l'unica soluzione. Se tu vai con pretese, vai a casa con le tue pretese. Se vai con la tua umiltà, forse riesci tu a fare vai a una bella casa con la strada. tua umiltà. Fai anche strada. E in Australia com'è la società oggi? Uguale? Quindi si assomigliano un po' il Canada e l'Australia da questo punto di Sì, vista. sono anche di grandezza. E anche come numero di abitanti, anche come numero di abitanti. Noi siamo un po' di più noi. Sì, un po' di più, sì.
ma nel passato eravate un po' meno. Oh, È sì. una società che cresce quella canadese. 22 milioni che sono andato là io. Sì, Ma che sì. sembra che sia... Sì, possiamo anche interrompere se volete un attimo. Bene, possiamo continuare. Se gente vuole emigrare in Australia al giorno d'oggi, come ha detto il signor Matteo, si deve preparare a fare quello che c'è, perché anche se che hai studiato, che sei ingegnere, questo e quello, è difficile perché ci sono tanti anche là che hanno fatto la scuola e sono passati ingegneri, sono geometri o dottori così. Dottori quelli là pigliano lavoro subito perché ci sta una scarsità, perché tra cinesi e indiani ci sono pochi dottori australiani. Immagino. Bisogna adottarsi e fare quello che c'è. Quello di cui c'è bisogno. E l'opportunità è ancora là, però si deve Tirare sulle maniche. tirare sulle maniche. Essere disposti a lavorare. Purtroppo. E non aver paura di sporcarsi. E non avere paura di sporcarsi. Voi siete entrambi, stiamo andando verso la fine dell'intervista, voi siete diventati entrambi nonni. Allora vuol dire che siete stati persone molto serie, che hanno affrontato la vita a muso duro e hanno anche raccolto grandi soddisfazioni, perché quando uno diventa nonno, bene o male, vuol dire che se l'è anche meritata questa fetta di dolce. Come descrivereste le generazioni dei vostri nipoti? Perché non solo i vostri nipoti, parlo di ragazzini giovani che crescono e vengono su avanti adesso, no? Voi li vedete, tra virgolette, dall'alto della vostra età, vi ricordate anche come eravate voi quando avevate la loro età, sono due mondi completamente diversi e lontanissimi. Come li vedete oggi i ragazzi in Canada, nell'Ontario, che stanno crescendo? Pensando ai nipoti, pensando ai nipoti. Io ai miei figli ci ho detto, quando hanno cominciato, nessuno nasce dottore, nessuno nasce un corpo, però nel mondo c'è posto per tutti. Se c'hai la capacità di andare a scuola, io ti aiuto con tutto il mio potere che posso aiutarti, quello che sono capace di fare. Però se tu vai a scuola per andare a scuola a scaldare il banco, è meglio che stai a casa e vai a vendere mortadella nel negozio e così almeno porti a casa 2 etti di mortadella alla sera quando arrivi. Però sono stato molto fortunato che la scuola ci piaceva e sono stato molto... Hanno fatto 4 anni di università e 1 anno di collegio, lavorano nel mercato internazionale, non hanno bisogno di me, di niente, vivono tranquille con le loro famiglie e i loro bambini e credo che loro stanno facendo lo stesso con i loro figli, perché io penso che le mele non cascano tanto lontano dall'albero. Sono le sorprese. Sono le sorprese. Mario invece, oggi, i giovani che vedi crescere lì in Australia, quelli che conosci tu ovviamente, volete che vi insegni? Sono molto sensibili anche loro alle tecnologie. Questo è un mondo differente al giorno d'oggi. I figli tuoi sono... No, i figli miei. I figli tuoi erano diversi, no? 2 hanno continuato le mie radici. Sì, l'attività lavorativa di le figlie sono sposate e una c'ha un bambino che ha 14 anni e l'altra 2 da 7 e 5, bellissimi bambini anche loro hanno fatto la sua parte e adesso devono continuare. Interessantissimo Però posso dire una cosa, è molto più facile. Praticamente qui i figli sono troppo coccolati dai genitori. Qui là c'è un altro sistema di vita. Cioè basato più sulla... Mia moglie viene da una famiglia di 16. Era italiana sua moglie? Francese. Beh, canadese-francese. Sì. Mia suocera non scherzava, i miei suoceri. Li mandava a lavorare, se non volevano andare a lavorare andavano fuori di casa. Quando li sopportano finché hanno finito le scuole e poi devono volare dal nido, devono volare ma imparare a volare.
un sistema molto poco mammista quello canadese e anche quello australiano immagino, perché anche in Australia non sono mammiste. Sicuro nelle disgrazie si può aiutare, però Sì. no che stiano lì. Sì, sì, sì. Qua bisognerebbe che qualcosa cambiasse probabilmente Il nel governo. rapporto. Il governo. Deve cambiare Ho tutto. sbagliato? No, il governo è la prima cosa, dopo anche a casa deve essere cambiato Il qualcosa. governo vuol dire la politica, no? La politica che diventi più Cambiamo discorso. capace sì, di intercettare le esigenze vere della società, della nazione. Ecco, un'ultima domanda, la lascerei fare da Mario a Matteo. Una cosa che magari ti piacerebbe sapere della sua esperienza di questi 50, quanti sono? Forse di più. Io sono 50 anni, lui è 60. Esatto, questi 50 anni. E una domanda che ti verrebbe da fare invece, Matteo, a Mario, per quanto riguarda questi 60 anni di vita in Australia. Se avete una domanda da fare l'uno all'altro e uno fa la domanda e l'altro risponde così come gli viene. Così adesso mi metti in ascolto. Io ci voglio fare una domanda subito, torniamo l'anno prossimo. Bello, bello, qua in Italia vi aspettiamo per un'altra intervista. Posso fare una a te? Ti chiami Pintito, essere stato in America? No, in Australia? No, io vengo un'altra volta se Dio mi dà la grazia. Bello, bello. Allora qua possiamo concludere dicendo che il Canada, l'Australia e l'Italia sono nel cuore di questi due personaggi. Purtroppo. Che ringraziamo il signor Mario Ganassi e il signor Matteo Campagnaro di aver accettato questa intervista che adesso cercheremo di realizzare e di montare nella maniera più opportuna. Diamo subito la facoltà al signor Matteo di far vedere un gesto che in Veneto, ma anche probabilmente in Canada e in Australia, è molto importante. Tagliare la soppressa e poi bere del buon vino del Piave, un rabosetto. Grazie Grazie a lei. è stato un onore. Se tagli è acquisita in Canada a sorpresa, vero? Poi ho uomo che corre. Ancora vivo, guarda, è scappato. Bello, bello, bello. Questa qui è stata tagliata, non è stata macinata. Ah sì, difatti, si vede. È una tradizione locale. Bene.